Bella raga, tutti nel comandone veneziano, siamo Football Manager e siamo con il Valencia. Raga, ho fatto l'andata senza registrarla della Coppa del Re contro il Mallorca a Mallorca, abbiamo fatto 1-1, non è andata proprio benissimo. Ha segnato Soler e Mundo, quindi insomma al ritorno ce lo spariamo guardandola anche perché pensavo di andare più tranquillo, invece comunque che il Mallorca è una buona squadra. E comunque c'è Samuele Eto'o. Raga, siamo un po' in difficoltà a livello di rosa, ho fatto diversi cambi, Mestre e Pellegrino in difesa. Baracca però cazzo anche, è morto anche, vabbè, devo cambiarli tutti oggi, pensa a te. Ho la squadra che praticamente Albelda, perché Albelda fa solo il mediano, no, la Clermont devo tenerlo per forza. Vabbè, Baracca ho messo perché Mendieta è morto, Asensi che debutta, e così insomma raga, sarà duretta oggi, perché è una squadra un po' rimaneggiata. Tanto il Madrid ha perso col Bilbao e godo. Energico. Dai, cerchiamo di continuare la striscia positiva in campionato. Vai. Si parte. Alaves Valencia. Ma non c'è Avi Moreno. Nadu, Oceanando. Bravissimo Anglomà è fondamentale per questa squadra, E il Pioco da pallone d'oro è il Pioco. Mamma mia il Pioco. Guardate Lopez, è indemoniato, Pablito. Clermont. Kempes. Fuori di poco. Dai raga, dai. Canizares. Vede il Pioco. Aymar. No, si vede che non gioca mai sto stronzo, d'altronde occhi di Gonzales morto, Joaquin appena tornato, ma però nel secondo tempo, però è una squadra molto rimaneggiata oggi, sarà durissima. Occhio, gol. Mi sembrava fuori gioco però, Niente. Aspetta, ma glielo dà. Glielo dà. Mi sembrava fuori gioco però. No, va a cagare. E a Sensi si è già fatto male, capisci perché non ti metto quanti ne vendo ragazzi, a gennaio ci saranno molte cessioni. Squadra è stanca, purtroppo non ho la possibilità di fare un gran turnover. Questa cosa mi pesa. Beh ragazzi, sveglia però. Rischiamo veramente di fare la prima sconfitta stagionale. Mamma mia, proprio il centrocampo è andato. Dobbiamo tenere duro fino al calciomercato. Se no vediamo anche dalla primavera, ma riportiamo qualcuno a sto punto. Allora Rias è una cosa oscena. Facciamo così e mettiamo Gioacchino, anche se diciamo che non è proprio messo bene. Ok. E anche Mestre, mamma mia. Baracca. Clermont è distrutto. E mettiamo Gaizka anche se anche lui è abbastanza no, ho sbagliato, che cazzo.
non posso fare altro. E la proviamo di portare qualcuno della primavera se posso, e non mi sembra una cosa molto buona. Devo fare rifiatare questi giocatori. Cazzo, perdere con la vecchia, perché la Laves è settimo, eh? Oh, neanche un'azione. Ci svegliamo, vai Mestre, Lopez. E il Piocco per Pablito, il Pagliasso, il Pagliasso! E il Pagliasso! Cosa mi ha preso? Non ci credo a Marco. Cosa mi ha preso Paceco? Sì, comunque 14 tiri a 4, cioè sono anche dei fili di zoccola però, E Ceverri per Baracca, dobbiamo giocare in avanti. Vai. Formazione iper offensiva. Dobbiamo rischiare il tutto per tutto. Rischiamo la prima sconfitta in campionato, veramente inutile. Purtroppo si è fatto sentire il turnover. Dai, pareggiamolo almeno, cazzo. Ho come un po' di big l'Atletico, per carità anche l'Atletico è una bella squadra, però col Barça Real mi aspettavo un Real devastante con Puskás. Ai ai ai, gol gol. Andata. Ci vuole più che un miracolo adesso. Lopez, Kempes, Mendieta, troppi giocatori stanchi e la paghiamo così. Io ormai sono iper sbilanciato. Aia. Johnny 3-0. Valencia che è crollato. Crollo valenziano. Gol. Non serve a niente, autogol. 3-1, mancano 10 minuti, ma la rimonta è pressoché impossibile. Angolo, ma la mette giù per Pellegrino. Noi siamo quelli degli ultimi minuti, però. Mendieta, Pablito. Pablito. Sbagliato. Sono troppo sbilanciato, ma d'altronde Pellegrino la recupera abbastanza bene. Canizares. Johnny, è quasi magia, Johnny. Guarda come giocano sti figli della mignotta, non c'è più centrocampo praticamente. Gol, no, mamma mia. Pellegrino ammonito. E arriva la prima sconfitta, pesante anche. Proprio la Laves ha dominato dal primo minuto. Purtroppo. Mestre la recupera per un po' di orgoglio valenziano. E il Piocco. Lopez prova a fare una sgroppata. Niente da fare. Aimar. Con l'orgoglio, Aimar. Kempes. Niente da fare. Finisce qua una partita orrenda per noi, Ma va che... Crollo valenziano contro l'Alaves. Dovremmo capire adesso se possiamo mettere qualche giocatore. Non dico niente, vero? L'unica cosa
Abbandono, ciao. Menita deve riposare. Raga, siamo nella merda più totale, devo cambiare formazione, mentre due mediani Puciades, che è un buon giocatore anche, e Albelda, che non manca, cioè, mancano quasi tutti in ritmo partita. Ho fatto troppo poco turnover, mi sono fidato troppo dei miei e sono crollati. Ho messo solo Gaia, è l'unico che può giocare, l'ho messo a sinistra. Però prevedo una sconfitta con l'Arsenal e quindi che lotteremo per il terzo posto per Europa League, perché ad Highbury, perché per me il vecchio Highbury è venuto un po' dura con questo buon Arsenal che avevamo dominato all'andata, ma ho in mente parecchi colpi se mi arrivano, perché comunque dalle cessioni riesco a portare a casa un po' di soldi, qualcuna la sto già portando a termine, tra cui Fernando e lo stesso Puciades e altri e Epi, sarà rivoluzione, e vorrei giocare con l'attacco a 2, però stiamo calmi. Vabbè, anche un pareggio in realtà mi andrebbe bene, tanto ormai è sicuro che non, cioè, quasi certo che non riesco a dare agli ottavi. 10 tiri a 1 per l'Arsenal, ragazzi, bene. L'importante è non perdere peggio della goleada dell'andata, per avere insomma la differenza reti migliore. TT, Occia TT, ciao, mamma mia. Henry. È un 0-0 schifoso, no? Impossibile. Mendieta non l'ho neanche portato via, Mendieta starà a riposo qualche giornata adesso, se perdo Mendieta sono dolori. Al centrocampo Kempes, Valencia spaccato in due, modulo chiaramente molto inventato. Henry, ancora Henry, Brady, Rice, il Drake, la sbaglia di poco, ma 16 tiri a 1, vergogna valenziana nel momento più difficile per noi. Traversa di Henry, Kempes, Mario Kempes, dal gol stupido e poi ci barricate, gol stupido e barricate. Epi, anche Epi forse tra i partenti, vediamo. Insomma, che se il mercato è sbloccato per fortuna, col fatto che è passato comunque dei mesi, sono passati dei mesi, quindi non c'è più, diciamo, la regola tra virgolette non scritta che il giocatore appena acquistato non può andare via. Questo è importante. TT, gol, mamma mia, traversa. Prudente, ragazzi. Istruzioni squadra, ritmo lento. Ok, non possiamo fare altro. Purtroppo non possiamo fare altro, se no tempo togliamo anche Kempes, che possiamo riposare anche lui. No, non ho portato Mundo, sono un pirla, cazzo. Che cazzone, vabbè. Ok, Ecceverri. Voglio il golletto di Ecceverri. Se segna Marco Ecceverri, gol. Gaia. ...25 tiri a 2. Leeds Celtic, bellissima Leeds Celtic. Dopo da anni passati, cazzo. Giochino, possiamo provare anche a metterlo. E Aimar per Ecceverri.
Dai, 29 tiri a 2, l'Arsenal è frustrato, dai. Dai che rifacciamo il golletto beffardo. Quanto sarebbe bello. Metterei la firma per il pareggio. Devo giocarmi il terzo posto. Ho capito che Gaia ha fatto errori, ma non ho altri. In sto momento è giovane, 16 anni ragazzi, debutto shock. Albelda, povero Albelda. Ho paura che questa può essere l'azione decisiva per loro. Gilbertone Silva, Henry, TT. Robert Perez. Aia, gol, Drake, gol. Fuori gioco però, dai. Ok, no, perché c'è. Questo era abbastanza netto. Ultimo cambio. No, non posso farne altri. Ti prego, tenete duro. Tutti morti. Kempes, bravissimo. Per Gioacchino. Gonzales. Chili. Silenzio. Kempes, grandissimo assist di Chili Gonzales. Rubatissima, stiamo calmi. Pablito. Kempes. Puciales, rubatissima. 2-0. Dimostrazione che sto Puciales è un buon giocatore, la prima partita segnata. Un mediano. Vediamo, forse lì potremo tenerlo. Il problema è il trequartista che non posso rinunciare al pagliaccio. Se più proprio non cambio gioco e metto il mediano, 2 centrocampisti centrali, le 2 ali, non metto trequartista e 2 punte. Occio. Gol. Trovano il gol a 10 secondi dalla fine, speriamo bene. Dai che la rubiamo, ti prego fischia, dai che la rubiamo. Dobbiamo sperare nella vittoria del Partizan comunque. E la rubiamo, ipotechiamo il terzo posto, godo. 40 tiri a 12. Mamma mia, che vittoria pesantissima. E rubatissima, vittoria fortunata. Prendo anche un po' di soldini che non fanno male. Abbiamo difeso bene. Ciao e godo. Settimana particolare. Dopo la vittoria fortunata con l'Arsenal, il ritorno a titolare, poi ci sarà il riposo delle nazionali. Speriamo insomma di avere i giocatori un po' più pronti per il ritorno. Vai, questa bisogna vincere anche perché l'Atletico ha vinto. L'Atletico è più 6, Dai raga, voglio il Valencia, solito. E tra poco, insomma, meno di un mese comincia il mercato. No, serve più di un mese, scusate, perché siamo a metà novembre. Un mese e mezzo, dai. Gaisca. Angloma. Lopez. Grandissimo Lopez. E il Pioco da pallone d'oro. La mette subito. Su assist di Angloma, giocatore fondamentale. Con l'Atletico ancora imbattuto, che squadra adesso. Ho visto un po' i moduli, Puciades, purtroppo è un sacrificabile di lusso, ma lo venderemo a bene, se facciamo tanti soldi. Tararara, tararirorororo. Penso che punterà molto su giocatori comunque del campionato spagnolo, perché massimo italiano, perché inglese
non sono proprio adatti per la Liga. Pochi, molto pochi, quindi principalmente Spagna o comunque Sud America al massimo. Ho un po' di nomi in mente ma non voglio svelare niente sul mercato pirotecnico perché ce lo godiamo in diretta. Lo squadra sta facendo il suo. Occio. Non è che Gioacchino la ruba, peccato, speravo io nella rubata tattica. Bravissimo Arias, Pableto, Zavala, Gioacchino. Gioacchino vede molto bene il Piocco, il migliore del Valencia degli ultimi tempi. Grande Piocco. Madonna Aimar! Che sfiga che Aimar però, mamma mia. Ok. Inizia il secondo tempo. Partita, comunque un Valencia sicuramente non come all'inizio. Ma adesso diciamo che comunque si sente che i pochi cambi hanno un po' affaticato i giocatori. Cerchiamo di chiudere la Marione, che ho anche Valderrama rotto, e il Piocco. Kempes, mamma mia Kempes. Arias, peccato. Tiri, beh, quella colarsela ragazzi è la vittoria più incredibile che cioè, mai vista roba del genere, 40 tiri a 2, siamo finiti. Cioè 2 tiri 2 gol ho fatto, attenzione, Bardi. Valencia che sembra stanco. Togliere il Piocco. Mettiamo Ecceverri per Aimar. L'ultimo cambio sarà Ruben Baraka. Vai Carboni, quanto ci è mancato Amedeo, il piccolo Amedeo. Ecceverri, Mendieta. Ecceverri, bravissimo, vede molto bene Angloma. Kempes, ancora. 2 traverse e un palo. Ma Ruben Baraka, togliamo Zabala. È un Zabala un po' così. Ma dopo il Valencia è un po' così. No, cerchiamo di chiuderla, raga. Occio, bravissimo, Ecceverri. Siamo all'86esimo, Ecceverri, guarda che il lancetto di Ecceverri, che cambio gioco. Per Speedy, rigore. No, ma dai, ha filmato di cosa? Ma è netto, ma dai, ma per cortesia. Vediamo la decisione. Rigore, appena uscito Mendieta, fatalità. C'è tensione, Clermont. Gol!
2-0 Valencia. Bravi Fiori. Adesso possiamo andare a casa, grazie. Attenzione, Kempes. Mamma mia, Gioacchino che si vede che è rientrato dall'infortunio, poverino. Mamma mia, oggi Kempes sfigato ai massimi, poveretto. Sfigatissimo Kempes. Bravi raga, buon 2-0. Siamo contro il Celta e ha vinto ancora l'Atletico, cioè sono veramente devastanti. Purtroppo è così, non c'è niente da fare. La squadra si sembra ripresa, quindi io direi di andare con la titolare, perché il campionato è difficile, proprio vedo un Atletico troppo superiore onestamente. Primo importante ricominciare dopo la pausa con una bella vittoria, ma riconvincente anche. Cominciamo con l'offensiva, devo attaccarli subito. Valderrama torna almeno in panchina. Il Madrid ha perso, ragazzi, il Madrid è in crisi nera, ragazzi, lo saccheggiamo, ragazzi. Non me l'aspettavo, mi aspettavo un Puskás da 5 gol a partita, sinceramente. 20-20, insomma. Mamma mia, oh, sembra svegliata? Primo tempo che scorre inesorabile, certo che potevano mettere però il Milan Kipling, però è stato bello, il fondatore del Milan, il primo capitano della storia, gol, ma non... Panino ha segnato, ragazzi. Don't not parole. Ma avevamo noi il pallino del gioco, almeno dalle statistiche, anche se il possesso palla è stra mega a favore del Celta. Sì, ma il Celta, ragazzi, dov'è? 11esimo, cioè. Ma siamo stati sfortunati. Mettiamola così. Nel secondo tempo voglio un 3-1. Voglio un arrogante, proprio un arrogantissimo 3-1. Mendieta è già stanco, Mendieta proprio non riesce a recuperare. No, ma quanto ha di... Boh. Esce Gaizzone, molto affaticato. Fiori. C'è Panino, c'è scelto Panino, che per me è Panino. Anche se è Paigno, penso. Mamma mia, che disastro. Ecceverri per Aimar. Chili Gonzalez per Lopez, che c'è da dire che non sta facendo grandi cose a sinistra. Adesso vedi se è Gioacchino, Aimar, ti prego Pagliasso, mettila bene. Baracca, niente. Ruben Baracca. Niente da fare. Rischiamo di prendere anche l'imbarcata, no, non è neanche fuori gioco, ma è lunga meno. Un tiro in porta hanno fatto loro. Molto offensiva. Dai raga, tentiamo il tutto per tutto.
Joachim Pa. Mi viene da piangere. Sconfitta inaccettabile, eh? Kempes, Baraka, Arias, Clermont e Ceverri fuori. Molta fatica adesso, eh? Chiaramente non meritavamo la sconfitta. Ah, Karpin, grande Karpin, però è così. Un tiro hanno fatto su ribattuta, su rimpallo, una mischia, a cagare. Sfortunati, ma intanto andiamo a -6 adesso, eh? Niente, è morto, senti, c'è anche il bye, vabbè. Raga, sotto il comandone veneziano è stato, diciamo, un video difficile con, diciamo, per fortuna almeno abbiamo vinto con l'Arsenal, abbiamo quasi ipotecato il terzo posto almeno per Europa League. Raga, sotto il comandone veneziano, ciao!